Buongiorno, sono Erika. Oggi ho appena finito la prima prova della maturità e di italiano, appunto, ho scelto la traccia C2 relativa alla fatica, l'evolversi del concetto di fatica Ecco, e com'è andata? è andata bene, complessivamente è quella su cui puntavo di più ovviamente come prova, e essendo il mio forte un po' la scrittura, e spero di aver raggiunto l'obiettivo. Ecco, dopo la fine di questa maturità e le vacanze, che cosa vuoi fare? Allora, il mio obiettivo è andare a lavorare, appunto subito all'ambito lavorativo, in particolare su l'ambito della consulenza del lavoro come dipendente, facendo AFM, quindi relativo al diritto, insomma. E appunto su quello, se ciò non riuscirò, provo su uffici amministrativi o altri ambiti, sempre nel settore amministrativo, insomma. Ecco, l'intelligenza artificiale ti ha aiutato in quest'anno e ti ha aiutato nella preparazione di questo esame? Sni, no? Cioè, ho preso degli spunti, mi sono fatta aiutare, ma comunque le idee principalmente sono derivate dallo studio durante l'anno e da conoscenze di base e cultura, insomma, che ho già acquisito, quindi per la prima prova non ne ho usufruito troppo.